E sono quasi 400 milioni gli indigeni che vivono prevalentemente nelle foreste più antiche del pianeta, quelle colpite dalla deforestazione. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, la loro sorte è legata a quella dell'ambiente. Ecco i primi dati pubblicati dalla FAO sullo stato delle foreste. In 30 anni, 178 milioni di ettari di foreste, pari all'estensione della Libia, sono stati eliminati per fare posto a coltivazioni o al cemento. Di questi 81 erano foreste primarie, i maggiori patrimoni di biodiversità del pianeta. Sono i primi dati del rapporto stilato ogni 5 anni dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e agricoltura. Il nuovo report della FAO ci dà un'informazione che è in parte positiva e in parte negativa. L'informazione positiva è che il ritmo della deforestazione nel mondo sta rallentando. A partire dal 1990, quando è iniziato questo monitoraggio della FAO, ad oggi gradualmente abbiamo sempre un processo di rallentamento della deforestazione. Il messaggio però ancora negativo è che sfortunatamente la deforestazione è un processo molto grave perché ancora perdiamo ogni anno quasi 5 milioni di ettari, ovvero una superficie grande come la regione Toscana e l'Emilia-Romagna messe insieme. Oggi la Terra ospita più di 4 miliardi di ettari di foreste, circa mezzo per ogni abitante, un dato in costante diminuzione. Nel computo la FAO considera foreste anche le savane alberate e le piantagioni di alberi. In più il calo di deforestazione dovuto alle piantumazioni e alle nuove aree protette, importanti per i benefici prodotti, la CO2 catturata e la densità di carbonio, non restituisce però un valore pari a quello delle foreste primarie perdute. Secondo gli scienziati forestali, quindi, la stima di deforestazione in questi ultimi 30 anni è di 420 milioni di ettari. Il processo di deforestazione riguarda prevalentemente le foreste tropicali e subtropicali, situate in Africa e in Sud America. Sfortunatamente sono le foreste con il più alto livello di biodiversità, un gravissimo danno alla tutela della biodiversità globale. In Europa invece siamo interessati da un processo opposto, cioè l'aumento della superficie delle foreste. Grazie ad una gestione sostenibile delle risorse forestali, nei nostri paesi europei la superficie del bosco aumenta ogni anno, prevalentemente per l'abbandono delle attività agricole nelle zone di montagna. Russia, Cina, Brasile, Stati Uniti e Canada rappresentano oltre la metà di questi polmoni verdi. Ma il dato preoccupante è che ad oggi si prevede che le foreste continueranno a scomparire a causa del fabbisogno di cibo di una popolazione crescente e non esiste un'azione internazionale per calcolare a livello globale quello che stiamo perdendo in biodiversità. E il grande disegnatore